30 secondi. Sì, mi viene in mente una battuta, no? A scuola comandano gli alunni e le famiglie, non di certo i professori, per cui non mi permetterei mai di alzare la voce. E ci tengo a sottolineare che per una scuola migliore, per una cultura migliore, io sto combattendo una battaglia all'interno della scuola pubblica, perché sono anche rappresentante sindacale e ci tengo a difendere in ogni modo la mia categoria, che è sempre più calpestata da governi di ogni colore a livello nazionale. E poi a livello locale, sì, con le fondazioni si può fare assolutamente di più per difendere la nostra cultura, l'identità veneta e insegnarla agli ospiti che vengono qui. Adesso avete 30 secondi di tempo, siamo in chiusura, perché altrimenti ci cacciano. Per manifestazioni di voto, quindi avete in diretta Facebook, avete il vostro pubblico, cercate di convincere le persone a votare voi. Cominciamo da lei, Gabriele Bertazzotto. Niente che dire, la nostra città, come poi anche Italia, dovrebbe essere stanca delle solite promesse fatte dai due blocchi principali, centrodestra e centrosinistra, che io colloco sullo stesso piano di colpevolezza e di complicità per le catastrofi migratorie che non sono stati capaci di gestire a livello nazionale e di cui ci ritroviamo poi le conseguenze qui. Da una parte c'è chi esulta ogni volta che sbarcano 300 clandestini sulle coste calabresi e siciliane, dall'altra c'è chi aveva promesso il blocco totale. Grazie, passiamo alla Gibo, 30 secondi. Allora, sapete che in regione c'è centrodestra e centro